GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nell'elenco degli atleti friulani qualificatisi per le Olimpiadi di Rio c'è anche il friulano Antonio Squizzato, atleta paralimpico per la disciplina della vela nella classe 2.4 MR. Ha conquistato la qualificazione ai mondiali di vela tenutisi lo scorso inverno a Melbourne in Australia, che gli è valsa la selezione per le Olimpiadi in Brasile, confermata dalla federazione in primavera. Originario di Pocenia, da un paio d'anni residente a Pordenone, Squizzato il suo attivo diversi titoli importanti. È stato 3 volte campione italiano e ha conquistato 2 bronzi europei, mentre all'ultimo mondiale in Olanda è giunto all'8° posto. Di rientro da un allenamento sul lago di Garda lo abbiamo intervistato per capire quali sono le sue aspettative per Rio. Parlare di aspettative per un'Olimpiade è sempre difficile. Diciamo che questo è stato un quadriennio che ha visto i risultati in crescita importante, tant'è che all'ultimo mondiale ho avuto modo di vincere una prova piuttosto che di regattare sempre in modo costante tra i primi. Vado con la voglia che quella di Rio sia la mia migliore performance. È l'Olimpiade, quindi la tensione è sempre alta, gli errori sono dietro l'angolo per tutti, anche per i miei avversari, quindi può succedere di tutto in un'Olimpiade. A che punto è il suo allenamento? Diciamo che si sta mettendo a punto da un punto di vista tecnico, si sta mantenendo insomma quello che è il livello. Diciamo che è stato un quadriennio in cui si è lavorato molto inizialmente sulla tecnica di conduzione, sulla tecnica della barca, poi una volta raggiunto un certo livello diventa importante lavorare su altri aspetti, soprattutto quello mentale. Lì devo ringraziare sia la federazione che la Canottieri Garda Salò, il mio circolo, perché mi hanno sempre messo a disposizione dei professionisti, quindi dal nutrizionista al mental coach, al preparatore atletico, oltre logicamente al tecnico in acqua. È stato importante il supporto di tutti gli sponsor, in particolare anche mi ha fornito tutti gli strumenti per potermi muovere in libertà, ma che mi aiutano per la mia disabilità. Che cosa ha dimostrato questa sua esperienza? Che cosa sta dimostrando a lei e a chi la segue? Allora, dimostra che con tanta fatica e con tanto sacrificio si possono raggiungere dei risultati. Essere arrivato a regattare tra i primi, a vincere qualche prova, sempre con costanza, con fatica, insomma sono una grossa soddisfazione.